e 3, velocissimo. Uno da 11 e uno da 9 regolamentari, che sono il top che si può trovare nel mercato, che sarà attrattivo per tutta la provincia, ed è giusto che il capoluogo si differenzi anche in questo, cioè che abbia strutture che altri comuni magari non hanno, e qui verranno ragazzi a giocare, ragazzi giovani, meno giovani, li affitteranno da tutta la provincia, ne sono certo, perché sono anche illuminati per le partite notturne, questo fa la differenza. E poi è bello perché si capisce bene come quest'area è una naturale cittadella dello sport. Adesso proseguiremo nei prossimi mesi per fare un masterplan sul Migliaretto, per immaginare le funzioni che potrebbe avere. Sapete che stiamo lavorando ormai da 2 anni per riuscire a riportarlo ai mantovani, e non c'è dubbio che una delle vocazioni di quest'area appunto è quella di cucire e riqualificare lo spazio, perché qui insistono sostanzialmente quasi tutti gli impianti sportivi della città: rugby, calcio, motocross, atletica, vogliamo portare anche il campo da tiro, abbiamo un'olimpionica nella nostra città, però sapete che non c'è più il campo da tiro e quindi vogliamo farlo. Insomma, ci sono diverse strutture che in quest'area possono ancora nascere, dentro un'area verde, un'area boschiva forte che vogliamo implementare anche dal punto di vista dei nuovi alberi, e che però è proprio davvero una naturale area vocata allo sport, al tempo libero, e quindi vogliamo lavorarci, immaginando anche di pianificare lo stadio, sapendo benissimo che oggi non abbiamo le risorse per fare uno stadio nuovo, sapendo che oggi come oggi la società non penso abbia le risorse per fare uno stadio nuovo, però è giusto, mentre si pianifica, immaginare se ci può stare, se ha senso che ci stia, se è giusto, se la viabilità lo consentirà. È giusto tentare, no? Verificare, perché se lo farlo adesso mentre stiamo chiedendo che l'area torni ai mantovani è certamente importante. Poi vedremo se sarà possibile, se sarà realizzabile, ma intanto progettiamo e proviamo a immaginare. E intanto per oggi inauguriamo uno spazio nuovo, 2 campi nuovi che insomma, credo faranno felici tanti calciatori, piccoli e grandi. Il Migliaretto da sempre, da 50-60 anni, è un campo, non vorrei dire di patate, ma neanche di patate in realtà, perché non ci cresce niente. È un'area totalmente inibita alla città, e nel frattempo qua attorno ci sono tutte le strutture sportive, però hanno bisogno di essere cucite, hanno bisogno di essere recuperate, e questa è una grande area che sarà un polmone verde, un'area sportiva, un'area con servizi. Adesso la pianifichiamo, poi vedremo passo passo quello che sarà possibile fare, però di sicuro non è giusto che i mantovani ancora continuino ad avere nella loro città un'area che non possono utilizzare da così tanto tempo. Ed è inutile star lì ancora a parlare di eliporto, di aeroporto. Sono 50 anni che qua c'era un vincolo aeroportuale e nessuno ci ha mai fatto niente, questa è la verità. Ed è il motivo per il quale l'abbiamo fatto togliere e adesso stiamo chiedendo la sdemanializzazione. L'investimento è stato un investimento di 1.250.000 euro, abbiamo realizzato 2 campi in erba sintetica, uno più grande e l'altro più piccolo, devo dire un intervento venuto benissimo. Ci tengo a dire anche che abbiamo realizzato nuovi spogliatoi molto belli, quindi con gli spogliatoi per gli atleti, ma ovviamente anche per l'arbitro, per tutto quello che serve. Ci tengo a dire che sono campi illuminati, in particolare quello grande, anche per fare partite di alte categorie, che vuol dire che di sera si potrà giocare, vedere molto bene, e un intervento fra l'altro in un'area in cui stiamo già progettando ulteriori interventi, fra cui una clubhouse e il rifacimento di altri spogliatoi. Quindi abbiamo investito 1.250.000 euro qua, ma altri 900 grazie al bando rigenerazione urbana verranno investiti su altri spogliatoi.